Sportivi e tifosi prontissimi per un nuovo match, il servizio di oggi è gentilmente offerto da Fuba Spa con sede a Montecchio Maggiore in Via L'Europa 84. Un grazie anche a Macron Store Vicenza, ubicata a Vicenza in Viale Camisano 70-72. E un grazie anche a Commit con sede a Veggiano in Via dell'Industria 23. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabio, arriva un'altra sconfitta maturata nel primo tempo. Nel secondo tempo il Montecchio ha provato a reagire, ma non c'è stato nulla da fare se non rigore al 95esimo. Sì, sapevamo che potesse essere una partita molto difficile, perché loro è una squadra strutturata, molto fisica, che ha velocità. Era difficile, non dovevamo dare campo, perché chiaramente hanno qualità importanti. Abbiamo sofferto il primo tempo, abbiamo fatto poco con una squadra che ci veniva a prendere così uomo su uomo, forte, in avanti. Abbiamo sfruttato poco quello che avevamo studiato e purtroppo abbiamo preso ancora 2 gol, al di là della forza di questa squadra che è indiscutibile, delle Dolomiti. 2 gol che insomma abbiamo fatto degli errori, chiaramente, non tanto per la bravura loro, ma più per errori nostri. Poi siamo entrati nel secondo tempo, ce la siamo giocata più a viso aperto, più ordinati, più lucidi, e abbiamo dato poche occasioni a loro, ecco. E questa è un po' stata la partita. Adesso si volta pagina, ovviamente domenica prossima si guarda subito alla partita col Chions, è inutile enfatizzarlo, scontro diretto, partita che vale 6 punti. Sì, vale sicuramente doppio, non so quanti punti, ma vale doppio, però adesso dobbiamo ritrovare le energie, abbiamo 2 squalificati, è una situazione che dobbiamo essere bravi ad avere il coraggio e la forza di lottare a testa alta. Questo è una cosa sulla quale non transigo. Poi uno a volte può giocare bene, può giocare male, però dobbiamo studiarla in un certo modo e dobbiamo fare in un certo modo, e dopo, come dico spesso ai ragazzi, noi dobbiamo fare quello che prepariamo e che studiamo. Poi è chiaro che se gli altri sono più bravi lo dovranno dimostrare, ma io sono convinto che ancora possiamo fare molto molto meglio e concedere meno. Perfetto.